Buonasera a tutti i telespettatori e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, ma vediamo subito i titoli d'apertura di oggi. Boom di raffreddori e mal di gola a causa degli sbalzi di temperatura di questi giorni. Un trevigiano su 4 si sta curando per raffreddori, faringiti e febbre. A fine mese partirà la campagna di vaccinazioni anti-influenzali. L'abbiamo sentito dai titoli, è boom di raffreddori e mal di gola anche tra i trevigiani a causa degli sbalzi di temperatura di questi giorni. Un trevigiano su 4 si sta curando da raffreddori, faringiti e febbre. A fine mese partirà la campagna di vaccinazioni anti-influenzali nelle strutture sanitarie pubbliche. Sentiamo. Tosse, raffreddore e febbre. I trevigiani vanno in farmacia per acquistare rimedi contro i primi malanni di stagione, causati soprattutto dallo sbalzo delle temperature avvertito nel giro di pochi giorni, con i bruschi abbassamenti della colonnina di notte e il tepore nelle ore centrali della giornata. Le persone chiedono dei sintomatici per il raffreddore come spray nasali, aspirina, oppure se c'è qualche linea di febbre anche qualche paracetamolo, ma non ci sono forme patologiche che richiedono gli antibiotici in questo momento. Insomma. Un trevigiano su 4 sta passando qualche giorno a letto. I pediatri stanno visitando i bambini della fascia da 2 a 6 anni in numero quasi pari a quello di dicembre. In questo caso molto dipende dalle immissioni dei piccoli alla scuola materna. Dal 25 ottobre scatterà la campagna di vaccinazione anti-influenzale promossa dall'ULS 9, mentre nelle farmacie il vaccino è già disponibile. I pazienti più a rischio sono i pazienti anziani, ultra 65 anni, per i quali la vaccinazione è gratuita, e i pazienti affetti da patologie croniche, quindi bronchitici cronici o diabetici, di ogni età. Anche per questi la vaccinazione è gratuita. Come sempre per i cittadini le indicazioni da parte delle strutture sanitarie pubbliche sono le stesse. Per questi cittadini il punto di riferimento sarà il medico di medicina generale. Accanto al medico di medicina generale saranno sempre disponibili le nostre strutture per quanto riguarda i pazienti affetti da altre patologie croniche degenerative o per altri gruppi di popolazione che è opportuno sottoporre a vaccinazione, come sono il personale sanitario piuttosto che il personale a contatto con il pubblico. Ed ora torniamo a parlare